Today we prepare one other dish. Cavatite with sauce with parsley, garlic, cheese and hot pepper. Let's impaste very well the pasta. Let's form some small rollers. Let's use a knife to cut the pasta in some small pieces. And then according the tradition we use a fork. We take a part of pasta and we hollow it. And we will having this way the cavatite. Here are the cavatelli. This is the traditional processing. Now the cavatelli are ready for the cooking. Now we can start the cooking of cavatelli. Let's put the cavatelli in the salted water for 3 or 4 minutes of cooking time. Let's prepare the condiment. The ingredients of the condiment are very simple. Garlic, parsley, cheese, pepper and toasted breadcrumb. Let's prepare the condiment. Let's begin mincing the garlic. We put it into the pan. Let's add some olive oil. And in the meantime we prepare the parsley. Let's mince the parsley. The garlic must brown very well, and we will gild it. Let's add some parsley and some pepper. Let's drain the cavatelli and let's put them in the pan. Let's add some toasted bread crumbs, some grated cheese. Let's mix everything and let's serve. Let's put the cavatelli in our plate. More some grated cheese. In order to give a stronger gusto, the dish is ready. Pronti i nostri cavati, vi faccio vedere come prepariamo i nostri cavati molto famosi, quelli al mugnaio. Allora, andiamo a buttare nell'acqua già salata i nostri cavati per 3-4 minuti e andiamo a preparare il nostro contorno. Gli ingredienti di questo piatto sono degli ingredienti molto semplici: dell'aglio, prezzemolo, caciocavallo, mollica tostata e peperoncino. Andiamo a preparare il nostro piatto. Andiamo a prendere il nostro aglio, lo tagliamo pezzettini, la padella, aggiungiamo un po' di olio. Nel frattempo ci andiamo a preparare il prezzemolo. Molto importante fare rosolare l'aglio e portarlo a una coloratura andiamo ad aggiungere un po' di peperoncino e sfoghiamo i nostri cavati. Poi aggiungiamo un po' di pane grattuto tostato.
piatto è servito.